La prima cosa di cui mi sono reso conto è che a fianco al mondo dei rifiuti e dell'ambiente ci sono tanti soldi e questo fa sì che automaticamente la materia diventi di interesse per la criminalità comune e organizzata, che è motivo della nostra attività di contrasto. Ha sede in Veneto, ma competenza anche per Friuli, Emilia-Romagna e Trentino, nuovo gruppo interregionale comando per la tutela ambientale e la transizione ecologica dell'Arma dei Carabinieri, una realtà che coordina le attività investigative dei 5 NOE dell'Italia del Nord-Est, in stretta collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia. A spiegare l'importanza di questo nuovo modello operativo è il generale di brigata Valerio Giardina, alla guida del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, dal settore delle energie rinnovabili con gli appalti per la realizzazione dei parchi solari, eolici, biogas, fino al ciclo dei rifiuti. Ogni piccolo comune ha il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, sono soldi dei cittadini quelli e noi dobbiamo garantire che quei soldi vadano indirizzati esattamente a quei fini e non è sempre facile che questo avvenga, ma non c'è soltanto quello che è uno degli aspetti di infiltrazione mafiosa maggiore, non soltanto al sud, ora anche al nord, al centro-nord, ma c'è tutta la filiera del ciclo del cemento e delle cave. Il fatto che questo assetto specialistico dell'Arma sul Veneto assuma una configurazione più solida, più corposa, è certamente un elemento di valore per tutto il sistema Arma operante su questa regione. Una regione che in tema di ambiente ha sempre posto un'attenzione veramente importante e una grande sensibilità. Molti fondi messi a disposizione dall'Europa, a partire da quelli del PNRR, soldi che possono fare gola ai singoli ma anche alle organizzazioni mafiose. Tra i compiti del comando anche quello di verificare le dichiarazioni non finanziarie sulla sostenibilità. L'Arma dei Carabinieri realizza così un modello anche di lavoro che potrebbe diventare punto di riferimento per tutte le forze di polizia.